Napoli invia osservatori in Brasile per monitorare Leo Ortiz del Flamengo. Il difensore centrale ha ricevuto un'offerta vicina ai 100 milioni di reais dall'RB Lipsia, ma il Flamengo ha rifiutato la proposta. Il Napoli, squadra italiana, ha mostrato interesse per Leo Ortiz, attualmente in forza al Flamengo. Alcuni emissari del club saranno presenti questo mercoledì allo stadio Beira-Rio per osservare da vicino il giocatore durante la sfida contro l'Internacional, valida per gli ottavi di finale della Coppa Libertadores. Il nome di Ortiz è gradito all'allenatore Antonio Conte, tuttavia, finora non ci sono stati approcci ufficiali da parte del club partenopeo. All'interno del Flamengo, una possibile cessione del difensore viene ritenuta poco probabile in questa sessione di mercato. Perché ciò possa cambiare, l'offerta dovrebbe essere considerata irrinunciabile. Nel mese di luglio, il Flamengo ha rifiutato una proposta dell'RB Lipsia del valore complessivo di 15 milioni di euro, circa 95,6 milioni di reais, inclusi bonus. Ortiz ha militato per 5 anni nel Bragantino, squadra che fa parte dello stesso gruppo proprietario dell'Ipsia. Nel 2023, quando era ancora al Bragantino, Ortiz ha ottenuto il passaporto italiano per facilitare un eventuale trasferimento in Europa. Essendo cittadino comunitario, non occupa un posto da extracomunitario nei campionati europei con limiti per stranieri, aumentando così il suo valore sul mercato. Oltre a Lipsia e Napoli, anche Juventus e Roma hanno manifestato interesse per il difensore brasiliano, ma solo il club tedesco ha avanzato un'offerta concreta e tentato di intavolare una trattativa. La finestra di trasferimento resterà aperta fino al 2 settembre. Nel corso del 2025, Ortiz ha disputato 40 partite, segnato 4 reti e fornito 2 assist. È uno dei giocatori più utilizzati da Filipe Luis. Inoltre, è stato convocato per le ultime 3 pause internazionali con la nazionale brasiliana nelle qualificazioni sudamericane. Si prevede anche la sua presenza nella lista di Ancelotti per le gare contro Cile e Bolivia previste a settembre. Profilo di Leo Ortiz rappresenta una combinazione interessante di esperienza, leadership e versatilità. Capace di giocare sia come centrale in una difesa 4 che in una linea 3, il brasiliano si distingue per la sua capacità di lettura del gioco, senso della posizione e buona tecnica individuale. Queste caratteristiche lo rendono un'opzione attraente per diversi club europei alla ricerca di un rinforzo affidabile nel reparto arretrato. Nonostante il forte interesse esterno, il Flamengo continua a considerare Ortiz una pedina fondamentale nel progetto tecnico attuale. La dirigenza del club carioca ha ribadito la volontà di mantenere intatta l'ossatura della squadra, specialmente in vista della fase decisiva della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano. Cedere un titolare in questo momento potrebbe compromettere gli obiettivi sportivi della stagione. Dal punto di vista contrattuale, Ortiz ha ancora un accordo valido con il Flamengo, e questo conferisce al club una posizione di forza nelle eventuali trattative. Inoltre, il difensore ha manifestato gratitudine nei confronti della società per le opportunità ricevute, ma non ha escluso un trasferimento futuro, soprattutto se ciò dovesse rappresentare un passo avanti nella sua carriera europea. L'adattabilitá culturale e sportiva del giocatore è vista come un punto a favore da molti club europei. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.